La rassegna nazionale dei vini passiti da meditazione vuole accendere i riflettori sul nostro territorio, sul territorio del Basso Lago, sui produttori di vino di questa zona che hanno notevolmente incrementato la qualità dei loro prodotti e delle loro aziende, e su tutto il settore dell'accoglienza e della ristorazione, in quanto le potenzialità di sviluppo turistico di questo territorio cominciano finalmente ad esprimersi, e quindi questa rappresenta di fatto una grande vetrina, vuole essere una grande vetrina per tutto il territorio dell'Alto Mantovano, e credo che in tutti questi anni ormai è divenuta una tradizione questa iniziativa per i colli mantovani. Ha saputo sicuramente dare un contributo molto importante per far conoscere in tutta Italia questo luogo, le sue bellezze naturali, le sue emergenze storico-culturali, ma anche la bontà dei propri prodotti. Con grande piacere da qualche anno la Fondazione Italiana Sommelier partecipa attivamente a questa manifestazione, che rappresenta un modo per sottolineare la grandissima eccellenza che l'Italia del vino riesce a registrare anche nell'ambito della produzione di questi vini passiti. Cosa sono i vini passiti? Sono vini che vengono realizzati sfruttando la concentrazione della parte zuccherina e aromatica dell'uva a scapito di una perdita di acqua. Quindi ne vengono fuori dei vini più importanti dal punto di vista aromatico, dal punto di vista zuccherino e dal punto di vista alcolico. Vini che sono meravigliosi anche se degustati come dessert, senza nessun abbinamento. Ovviamente riescono ad essere entusiasmanti quando vengono giustamente sposati. Ai dolci certamente, ma anche ai salati, per esempio i formaggi stagionati, piccanti, erborinati, o anche qualche piatto particolarmente difficile come per esempio la cacciagione e in particolar modo i patè di fegato. Sono quindi vini a 360 gradi che rappresentano un'eccellenza che merita di essere riscoperta e pubblicizzata in tutto il mondo. Bellissima questa giornata, questo 25 aprile 2019 di inaugurazione della Fiera dei Vini Passiti, 17 anni di una manifestazione che dal suo inizio ad oggi ha sempre visto una grande crescita di successo di pubblico e anche come numero di espositori e come anche realtà e come caratterizzazione economica di questo territorio. È bello oggi poter celebrare l'inaugurazione nel giorno del 25 aprile, che è la festa della libertà, la festa della fine della seconda guerra mondiale, nella quale tutta l'Italia, il nostro paese, ha ritrovato la libertà e l'unità.